Torniamo in diretta all'emergenza maltempo. Allora, è quasi pronto Luca Zaia, vedo il tavolo della conferenza stampa dove mi pare sia già seduto, me lo mettete a pieno schermo Italo, così almeno sono ciecato, sì, Giampaolo Bottaccin è già seduto, vedete sulla destra Carlo Parmeggiani, il capo ufficio stampa del governatore Luca Zaia, anche lui al lavoro ininterrottamente da ore, e dobbiamo dire una struttura straordinaria al suo fianco, perché per tutta la notte Parmeggiani e il suo staff ha continuato a inviare comunicati stampa per aggiornare i giornalisti e quindi anche poi la popolazione. Sta per cominciare dunque la conferenza stampa, perché l'assessore regionale della protezione civile è già accomodato, Giampaolo Bottaccin, e quindi tra poco eccolo qui, lo avete visto inquadrato poi nelle immagini di Sandro Ponchio, saremo in diretta. Se riuscissi a cercare una pagina potrei farvi vedere un altro video inviato da Tiziana Bolognani, ma lo troveremo in qualche maniera. Vediamo se da qua ci riesco poi, ti dico Italo, ecco, se riusciamo a mostrarlo in onda. Cerco il mio profilo avendolo condiviso e vediamo se da qua, ecco qua, possiamo mostrarlo. Forse ce l'abbiamo fatta. Sta per accomodarsi il governatore Luca Zaia. Questo è il punto che citava poco fa Tiziana Bolognani. Quindi allarghiamo l'immagine, ecco, grazie Italo, perfetto, in cui vedete il Piave a Lambioi sembra, anzi più che sembra, è molto chiaro come stia superando gli argini, guardate com'è impetuoso. Il video appena spedito da Tiziana Bolognani, che è sul posto a Lambioi, avete visto come stia tracimando, di fatto proprio lì dove c'è una curva, c'è un'ansa del Piave, e in quel punto è uscito. Per fortuna ci sembra di vedere poco, insomma, fino a questo momento, però le acque lasciano l'alveo e appunto raggiungono questa zona boschiva, allagandola in parte, così a Lambioi, dove abbiamo sentito poco fa Tiziana Bolognani. Allora, stiamo per collegarci, lo vedete appunto, con la sala operativa della protezione civile regionale, dove il governatore Luca Zaia riferirà tra pochissimo insieme al capo della struttura nazionale Borrelli, che ha raggiunto proprio Venezia in queste ore per essere al fianco della nostra regione, che è del nord-est, che piange due vittime, lo abbiamo detto, una nel vicino Friuli, una ed è Sandro Pompolani, 49 anni, padovano, a Feltre, nel tardo pomeriggio di ieri, quando si è abbattuta quella tromba d'aria che ha travolto centinaia di alberi. E però ci ha confermato poco fa la stessa Tiziana Bolognani come siano al lavoro gli uomini. Questa è una cosa importante, e come appunto questo lavoro sia iniziato stamattina anche con il rinforzo di molti uomini arrivati da Roma. Guardate che condizioni era Feltre ieri sera, è davvero impressionante. E poi quel silenzio con un deserto totale, nessuno in giro, a parte gli uomini ovviamente e i volontari, anche se per alcuni lunghissimi minuti gli stessi volontari sono stati richiamati per volere del sindaco, proprio perché si rischiava troppo con quelle raffiche a oltre 100 km all'ora. E dunque non c'era nessuno quando noi siamo arrivati sul posto con Nicola Marcato e Tiziana Bolognani, nessuno per le strade. Anche raggiungere questi luoghi, guardate in che condizioni è ridotto il distributore di benzina della Esso, che evidentemente ha l'intera copertura sradicata dalla violenza di queste raffiche di Bora, perché di Bora possiamo parlare praticamente più di 100 km all'ora, le 160.000 utenze, ci sono moltissime persone che ancora oggi sono senza energia elettrica. Un dato lo volevamo riferire a Ilaria Marchiori, ma era giusto che si preparasse poi
per la diretta è che il governatore Luca Zaia questa mattina, quando abbiamo iniziato la diretta poco prima delle 11, ci ha detto molto chiaramente come abbia intenzione di denunciare quanti hanno diffuso le fake news, generando un grande pericolo per la popolazione, perché appunto in momenti di isteria come questi capite bene quale può essere l'effetto in un delicatissimo momento in cui anche la semplice assenza della luce mette in ansia molte persone. Quindi adesso ci segnalano ancora in diverse zone la mancanza della luce elettrica. Stiamo attendendo, Italo, inquadriamo anche la sala operativa, eccola lì, della Protezione Civile, dove appunto stanno per riferire il governatore Luca Zaia e il capo della Protezione Civile nazionale. Allora, forse se aspettiamo, riusciamo rapidamente a fare un passaggio sul Piave, in modo da vedere il Piave in questo momento, Italo, se ci riuscite, mentre stanno per dirci che cosa succede proprio in quell'area. Quindi ci teniamo a memoria, a mente, quello che è l'immagine del fiume Sacro alla Patria per capire poi quello che sono i dati reali, anche perché nel video che vi ho mostrato poco fa appunto si vede la condizione a Lambioi, quindi nel bellunese, come dettoci da Tiziana Bolognani, e quali potrebbero essere dunque i rischi. Eccolo qua, ve lo faccio vedere ancora, sono 30 secondi di un video di Tiziana Bolognani che è molto chiaro. Adesso si trova proprio lì lei e questa è la situazione in zona bellunese, dove di fatto larga parte della provincia è tuttora isolata proprio per le difficoltà a raggiungere il luogo. Vediamo di capire se non c'è ponte. Non c'è, quindi intendi dire Marta? Niente Marta? Ok, allora restiamo pure su quello che ci fa vedere la sala operativa. Io intanto cerco di prepararvi altri video al volo con i potenti mezzi e così caricandoli sulla pagina Facebook li possiamo vedere in diretta di fatto. Allora, eccolo qua, li twittiamoli adesso, quindi appena è pronto poi andiamo pure con l'audio della sala operativa. Eccoli qua, carico gli audio, i video e così li possiamo vedere insieme. Questo è il Piave, torniamo sulla pagina Facebook di Antena 3 così la inquadriamo, eccola qua. E tra poco vedrete gli altri video che ha inviato pochi istanti fa Tiziana Bolognani, e quindi li vedremo nella pagina Facebook di Antena 3. Che contributo abbiamo da Belluno, Nicola, questo del Piave? Sei riuscito a prepararlo anche tu? Allora vediamolo intanto, così preparo gli altri. Mentre aspettiamo, allora, Ilaria Marchiori per il collegamento e anche l'intervista, giusto? Perfetto, vediamola, vediamola. Aveva mai visto una cosa del genere? Tanti anni fa. Quanti anni fa aveva visto? Una ventina di anni fa. Il Piave aveva la portata dell'acqua così forte, ma 20 anni fa, 30, io ne ho 58, perciò quando ero bambino il Piave ogni autunno, primavera era sempre in bomba così. Poi l'incuria delle piante, l'incuria di tutto, erbe, sì, boschi che crescono, e adesso quanti anni, sono diversi anni che non viene più giù Brentane grosse, vengono giù Brentane così. Stavolta è venuto e ha portato via tutto.
beh, in effetti, Italo, se possiamo continuare poi a vedere queste immagini, sono veramente chiare di quel che sta accadendo in quella zona. Non ci pare, come veniva riferito in prima battuta, una rottura dell'argine, ma appunto una tracimazione. Questo è un dato importantissimo, tra l'altro immaginerete, perché allora vuol dire che esce solo l'acqua che arriva sino a quel punto, mentre una rottura genera una voragine che tra l'altro, spinta dalla violenza dell'acqua, si allarga ulteriormente. Quindi questo è un dato davvero importante. Solo se possiamo avere qualche novità e mi fate sapere. Ecco, sì, vediamole ancora, perché ovviamente ora aspettiamo le parole di Luca Zaia e capire se intanto lungo il Piave, e Marta ci aggiorna, c'è qualche novità o insomma sembra tutto nella norma in questo momento, anche se definirlo così in una piena emergenza ovviamente è un paradosso. Allora, vediamo se possiamo collegarci con Marta, intanto nell'attesa, al di là del collegamento video, riusciamo almeno al telefono, giusto per dire due battute flash. Intanto vi riporto le altre notizie. Abito a 200 metri dal Piave, ci scrivono, torniamo sulla pagina Facebook di Antena 3 e lo raccontiamo. Abito a 200 metri dal Piave in località Romanziol, scrive Giulia Panighel, sono proprio sul confine tra Treviso e Venezia, abito qui da 2 mesi, i vicini dicono che è salito così tanto solo una volta, abbiamo paura ma abbiamo visto nessuno che ci abbia detto di andare via o restare, la protezione civile ci sa dire come possiamo regolarci, ho 2 bimbi piccoli, la paura è tanta. Allora signora, l'unica cosa che ci sentiamo di dire noi senza intervenire, e lo diciamo a Giulia Panighel che ci ha inviato questo video, è di seguire le indicazioni che abbiamo avuto sino ad adesso. In questo momento non mi sembra un rischio in quest'area, ma ovviamente dobbiamo prevedere tutto e anche il peggio, quindi eventualmente di raggiungere luoghi più lontani o alti, ma fino allo stato attuale non c'è alcun provvedimento, insomma, a meno che non ci dicano qualcosa di diverso da qui in avanti. E ha detto di abitare a Romanziol, confine tra Treviso e Venezia. Salvini, dunque, oltre ai ringraziamenti servono i fatti, confermo il piano di assunzioni straordinarie, ha detto, per i vigili del fuoco, e quanto afferma il ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo aver espresso il proprio cordoglio per le vittime del maltempo e ringraziato i vigili del fuoco che stanno continuando a lavorare instancabilmente. Ecco, Giulia ci ringrazia. Muson dei Sassi, ore 12:10, si prevede un'altra ondata giovedì, ma questo ovviamente è da vedere. Come potete scorgere anche voi da queste immagini, siamo direi tranquilli per il Muson dei Sassi allo stato attuale, e sapete che è uno dei fiumi a carattere torrentizio che ci preoccupano, e in questo momento la situazione è abbastanza tranquilla. Questa è Fagarè, immaginiamo una delle aree che sono state evacuate, perché vedete questa casa, che tra l'altro avevano ripreso anche ieri, è completamente sott'acqua ormai di fatto. Silvia Carniel, però questo video mi sa che è troppo lungo e quindi non ce lo fa vedere. Sala operativa, c'è qualcosa? Questo cos'è, il Piave? Italo, sei riuscito? Ok, ma abbiamo anche Marta? Marta, ci senti? No. Sì, Ferdinando, allora, siamo Marta, qui, siamo ancora qui da Ponte di Piave. Vai. Sì, allora noi siamo qui a Ponte di Piave, la situazione è costantemente monitorata, il livello del fiume lo vedete, ecco Nicola lo sta riprendendo, rispetto al collegamento precedente si è alzato, non di moltissimo, ma quella piccola luce che ancora c'era sotto le arcate del ponte ferroviario ormai è scomparsa e come vedete l'acqua ha oltrepassato
passato il limite delle arcate di cemento del ponte ferroviario di Ponte di Piave. Dicono sia cresciuto di un 4-5 centimetri nell'ultima ora, nell'ultima mezz'ora, e speriamo che non salga ulteriormente. Qui con me c'è il sindaco di San Biagio di Callalta, non so se riuscite a sentirci perché c'è un elicottero dei Vigili del Fuoco che sta passando proprio sopra la nostra testa, perché come ci spiegavano i vigili del fuoco stanno appunto monitorando anche dall'alto e seguendo tutta l'asta del Piave, perché sono diversi i punti, diciamo, di criticità, anche se quello maggiormente attenzionato è proprio questo di Ponte di Piave. Qui con me, dicevo, il sindaco di San Biagio di Callalta, Alberto Cappelletto. Allora sindaco, la situazione com'è? È stata una notte molto lunga e una mattinata altrettanto difficile. Sì, una notte molto lunga e una mattinata anche altrettanto difficile. Infatti sono state assunte decisioni che si auspicava di non dover prendere, però è giusto prenderle perché in primis va la sicurezza della popolazione, delle genti e dei cittadini sostanzialmente. Ecco, le decisioni sono quelle delle evacuazioni che sono state effettuate. In rapida successione sono state prese alcune decisioni, quindi dell'evacuazione di tutte le aree golenali nel giro di poche ore. Nello stesso momento questa mattina è stato deciso di mettere in sicurezza tutti i cittadini, quindi invitandoli a titolo precauzionale a salire ai piani superiori delle proprie abitazioni. E infine abbiamo chiuso in primis il ponte della ferrovia, che è quello più, diciamo così, sta creando apprensione, e successivamente anche il ponte della statale, della regionale, in modo tale da evitare che vi sia transito di qualsiasi mezzo sopra questi due ponti. Ecco, abbiamo visto appunto il livello dell'acqua all'altezza del ponte ferroviario, è leggermente cresciuto. Questo è, come dire, motivo di preoccupazione, soprattutto per l'area che sta a nord, l'area quindi per capirci compresa tra Fagarè e Candelù. Sì, esatto, anche perché questo potrebbe influire in un effetto diga se continuasse a crescere. Questo dovrebbe, ma lo ripetiamo, stiamo monitorando in modo costante. In questo momento abbiamo il massimo di quello che può essere la portata d'acqua, quindi di piena, e questo ci fa ben sperare. Chiaro che se dovesse continuare potremmo rischiare delle tracimazioni più a monte. Però anche in questo caso ho potuto constatare che la campagna in questo momento è in grado di recepire, quindi di avere la raccolta di un'acqua qualora dovesse tracimare. Però, ripeto, queste sono cose che stiamo vedendo a livello precauzionale, quindi siamo molto fiduciosi che questa situazione di criticità possa essere sopportata e possa essere superata. Ecco, molto dipenderà anche, l'abbiamo sottolineato più volte nel corso della mattinata, da come si comporta il mare, nel senso che questa ondata di piena che ora qui a Ponte di Piave ha raggiunto il massimo scenderà poi defluendo verso il mare. Qualora con il picco massimo di marea il mare dovesse bloccare, dovesse fare da tappo, anche lì si verrebbe a creare una situazione di difficoltà. Quindi diciamo, verso che ora si potrà capire come si sta comportando il mare? Difficile mai dire che ora, però sicuramente il pomeriggio ci consentirà un po' a tutti di capire quali sono gli effetti sia della marea e sia delle portate d'acqua che in questo momento stanno percorrendo il fiume Piave, perché l'ultimo bollettino che abbiamo dalla diga di Busche sono 1500 metri cubi al secondo. Ricordiamo che ieri erano 2500, stavamo parlando ieri sera, e oltre ad aver avuto l'acqua abbiamo avuto diversi alberi abbattuti, pali della corrente piuttosto del telefonici, che sono venuti meno perché sono state interrotte tutte le comunicazioni. Ecco sindaco, lei prima ci diceva che a scopo precauzionale sono stati invitati, insomma, tutti gli abitanti a spostarsi al primo piano, insomma, delle abitazioni, ma in quale area del comune? Per quanto riguarda tutto il comune, soprattutto le aree adiacenti alle aree golenali, perché le aree golenali sono state fatte evacuare nella nottata, quindi in poche ore sono state fatte evacuare, mentre le aree adiacenti, e lo vediamo da come il Piave ci sta parlando, abbiamo preferito a titolo precauzionale invitare la popolazione a raggiungere le abitazioni superiori ai piani superiori, in modo tale di essere comunque sempre in sicurezza.
Ecco, in queste ore diciamo di difficoltà, in queste ore così problematiche. Marta, non ti sentiamo più. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. A Verona era aperta la galleria di scarico, questo l'avevamo anche già riportato, è stata aperta lungo il fiume Adige la galleria che scarica l'acqua nel lago di Garda. Questa era la previsione già nella serata, nella nottata di ieri. L'operazione, secondo fonti della polizia locale, ha permesso di contenere la piena del fiume, che è in fase calante, tanto che il livello del fiume ora è di 1,67 m, mentre scorrono 1900 metri cubi d'acqua al secondo. Stiamo parlando del fiume Adige. Su ordine della prefettura sono state chiuse al traffico le strade lungo l'Adige. Il Piave, ricorderete, abbiamo aperto questa diretta stamattina. Vediamole ancora quelle immagini, vedendo raccontandovi insieme al governatore Luca Zaia qual è la portata del Piave, ed è impressionante adesso, con 2500 metri cubi al secondo, e ora vedo che anche l'ANSA riporta questo dato. Il fiume Piave ha raggiunto il massimo della piena, lo rende noto la Protezione Civile del Veneto, che segnala come stiano transitando nel Trevigiano in particolare ben 2500 metri cubi d'acqua al secondo. Resta il massimo stato d'allerta con la chiusura della strada Postumi e la linea ferroviaria Venezia-Belluno. Invitati i cittadini residenti in abitazioni lungo il fiume a salire ai piani più alti delle case. Questa è la decisione che ci riguarda davvero da vicino. Marco Guidotti ci scrive: Belluno, importante, chissà se questo è il profilo del sindaco Massaro, scuole chiuse anche mercoledì in tutta la provincia, ma questo immaginiamo che per Belluno sia abbastanza facile prendere una decisione di questo tipo, cioè che sia necessario, ecco, più che altro, perché però adesso cerchiamo il profilo del sindaco Jacopo Massaro e ovviamente vi confermiamo questa idea. Italo, poi cerchiamo di ricollegarci con Venezia per essere pronti con Ilaria e Sandro, in modo da andare in diretta immediatamente nel momento in cui dovesse iniziare la conferenza stampa. Allora, non vedo notizie venerdì, no, dal profilo del sindaco non vedo questa notizia, ma la verificheremo. Con Nicola cerchiamo di contattare Jacopo Massaro Belluno per vedere se davvero sono chiuse le scuole anche domani. Sono complessivamente 250 tra volontari della Protezione Civile e dell'ANA, quindi degli alpini, gli uomini che stanno giungendo all'aeroporto di Belluno da Marche, Emilia, Piemonte e Lombardia per supportare le operazioni di soccorso legate al maltempo in Veneto. Stiamo parlando di altre 250 persone. Però ovviamente per qualcuno era un allarme eccessivo quello che riguarda il nostro territorio. A questi volontari si aggiungono i 1635 del Veneto che stanno operando dall'inizio del maltempo. Allora, i numeri sono questi, non so se avete capito bene: 1635 persone che lavorano da ormai 48 ore, ne stanno arrivando altre 258 dal resto del paese. Sono 106.000 le utenze elettriche disattivate a causa delle condizioni meteo. L'assessore regionale della Protezione Civile Giampaolo Bottaccini ha precisato che in Veneto al momento non ci sono esondazioni di fiumi in pianura, ma che i corsi d'acqua ingrossati hanno raggiunto le aree golenali. Guardate, quello che state vedendo proprio in questo momento nelle immagini di Tiziana Bolognani, cioè per fortuna non ci sono rotture, non ci sono esondazioni, ci sono le tracimazioni nelle aree golenali, cioè quelle che sono predisposte proprio in condizioni di questo tipo. Quindi ridimensioniamo notevolmente l'emergenza e l'allarme che si prevedeva e si temeva per l'Ambioi, per questo punto nel Bellunese, ed è fondamentale ribadirlo. L'allarme rosso è adesso e resta per il Piave, appunto, a rischio. Notizia di cronaca: i carabinieri di Portogruaro hanno arrestato 2 minorenni che avevano
da poco compiuto un furto all'istituto comprensivo Tito Livio a San Michele al Tagliamento. L'arma si era attivata dopo che in piena notte era scattato l'allarme della scuola. Giunti sul posto i militari hanno trovato aperte porte e finestre dell'istituto, oltre al materiale informatico buttato a terra sul marciapiede. Con il supporto di un'altra pattuglia hanno arrestato 2 minori, così i carabinieri, insomma, non so se hanno approfittato dell'idea del fatto che le scuole sarebbero state chiuse poi anche oggi, ma di notte. Un'altra testimonianza da Lambioi. Da Lambioi? Allora sentiamola subito, Italo, vai, vai. Ancora Lambioi, altre interviste. Stiamo cercando di raccogliere anche delle testimonianze di persone che stiamo incontrando qui al parco fluviale. Questi 2 ragazzi giovani sono del Bistro Bembo e sono coloro i quali avevano in gestione il Lambioi Beach. Sì, mi è ex titolare, sì. E sicuramente non sarà una bella cosa perché il parco era molto bello, aveva fatto un bel lavoro e purtroppo il Piave ormai l'ha spazzato via tutto e non resta più niente di quello che c'era, sia il parco per i bambini sia anche il percorso della salute, se non mi sbaglio, che avevamo fatto sempre comunque per tutta i bellunesi. E c'era anche un'area picnic. E c'era l'area picnic, la casetta del bar del Bistro Bembo, che anche quella non c'è proprio più niente. Ecco, ti posso chiedere emotivamente qual è l'impressione oggi, arrivare qui e trovare il Piave, come mai noi l'avevamo visto? L'impressione è male, molta tristezza, anche paura da un certo punto di vista, perché sì, anch'io che da una vita che sono qua a Belluno non ho mai visto una cosa del genere. Quindi insomma ti fa anche un attimo un po' pensare. Gli anziani di una volta che curavano i margini e tenevano pulito, questo succede perché non viene più pulito come pulivano una volta i nostri vecchi, i nostri nonni, che curavano le cose, va curata, se no vediamo il disastro che succede. Siamo a Belluno, cioè è una cosa allucinante. Io ero piccola, quindi sono cresciuta qua, proprio vicino al Piave che ci ho giocato, così, e l'abbiamo visto perché non è la prima volta, così non l'ho mai visto che facesse tutti questi danni, non l'ho mai visto. Grazie. Perché non viene fatta la manutenzione, secondo il mio punto di vista. Grazie. Beh, adesso in queste immagini è molto più chiaro quello che sta accadendo a Lambioi. Insomma, la portata di 2500, abbiamo detto, metri cubi al secondo nell'area trevigiana. Questa è la violenza con cui e l'imponenza con cui il Piave arriva sino al mare in questi minuti, proprio mentre siamo in onda, e lo abbiamo scoperto alle 11. Questa mattina prendo una diretta straordinaria ancora una volta proprio per seguire gli sviluppi sul Piave e non solo. Lo abbiamo scoperto dal governatore Zaia, che ha detto a noi quale fosse la portata in quel momento. Intanto vediamo altre immagini. Quello è Lambioi e sta peggiorando appunto la situazione, cioè questa tracimazione è diventata più consistente nel passare dei minuti. Questo è Stefano Carniel che ci invia questa immagine, ci dice da Fagarè della Battaglia. Martina Basso, vediamo cosa ci scrive. Alle 13 saremo in diretta Facebook su questa pagina per fornire aggiornamenti, quindi il governatore Luca Zaia, restate collegati, non appena la diretta inizierà, non appena il capo dipartimento nazionale della protezione civile sarà giunto all'unità di crisi regionale Marghera attorno alle 13, quindi conferma appunto come in questo momento non sia ancora giunto Borrelli a Marghera e allora dobbiamo prepararci per una diretta ancora tra 20 minuti. Aggiornamento delle 11:45 in comune di Belluno, non ci sono vittime ma un ferito grave. Si tratta di una persona che aiutando la protezione civile è stata travolta da un albero, gli siamo vicini. Ringrazio i cittadini che seguendo le indicazioni hanno evitato ulteriori tragedie. Scusami Nicola, spiegami questo aggiornamento perché cosa vuol dire dell'ultimo minuto questa cosa?
Ah, in comune di Belluno, certo, sì, non in provincia, certo, perché sapete purtroppo a Feltre invece c'è stata una vittima e un'anziana ferita. Questo credo che sia lo status del portavoce di Belluno. Grazie, ora è tutto chiaro, grazie Nicola Zanetti. Qual è il punto che parla delle scuole? 5 a Belluno, 7, dice ancora è assolutamente vietato avvicinarsi ai corsi d'acqua, così fanno sapere dall'amministrazione comunale di Belluno, restate a casa, l'uso dell'auto alimenta i già numerosi ingorghi stradali, da Belluno è possibile raggiungere Feltre, non sono attualmente raggiungibili Lagordino, Cadore, Zoldano e Alpago. Queste vie di comunicazione verranno lentamente ripristinate, tenetevi sempre informati per favore consultando solo canali ufficiali e così stiamo facendo, riportando le parole del portavoce del comune di Belluno e delle scuole dove dice dovrebbero essere terminati i rilasci di acqua da parte delle dighe del Cadore, tutto il personale delle spazzatrici di Belluno sono all'opera. In questo momento siamo in grado di effettuare una verifica puntuale dell'agibilità e delle condizioni di sicurezza in tutti i plessi scolastici. Non siamo in grado. Allora, leggiamo questo punto. Vi confermo, a Belluno comune però in questo caso, ci dice il portavoce, scuole chiuse anche domani. Tutti gli impianti sportivi del comune di Belluno saranno chiusi oggi mercoledì e per mercoledì. Allora vi leggo il punto, ora è più chiaro. Poiché in questo momento non siamo in grado di effettuare una verifica puntuale dell'agibilità e delle condizioni di sicurezza di tutti i plessi scolastici, parliamo di Belluno comune, e delle strutture sportive, nonché per evitare che la gente vada in giro, tutte le scuole della provincia di Belluno di ogni ordine e grado saranno chiuse anche mercoledì 31 ottobre, su ordine del prefetto. Tutti gli impianti sportivi del comune di Belluno saranno chiusi per oggi e per mercoledì 31 ottobre. Dani, dimmi pure. Daniela Sizia con gli aggiornamenti. Quindi vi ripeto, scuole chiuse nel comune di Belluno, ma anche domani. Luxottica. Ok, stabilimenti Luxottica, negli aggiornamenti Daniela Sizia. Allora, gli stabilimenti Luxottica di Agordo, Cencenighe, Sedico, Pederobba tra il Bellunese e il Trevigiano restano chiusi anche oggi per maltempo. Hanno sempre procrastinato, diciamo, questa idea con la speranza di riaprire, ma invece restano chiusi anche oggi per maltempo. Lo rende noto l'azienda segnalando che il fermo dell'attività è dettato dalla situazione critica sul fronte della viabilità e su quelli della fornitura di energia elettrica e delle linee telefoniche. Solo negli stabilimenti di Sedico Logistica e Sedico RX le attività riprenderanno nel pomeriggio. Alta Padovana invece, mentre qua continuate a vedere il Piave Lambioi nel Bellunese. Prepariamo anche queste immagini, Nick, se ce la facciamo davvero, perché mi sembra un tetto anche qui scoperchiato nelle zone di montagne, sono impressionanti. Questa è Sappada, e allora provo intanto a pubblicarla io sul profilo di Antenna in modo che poi la si possa visionare. Padova, Alta Padovana, gli argini del fiume Brenta hanno tenuto, il fiato resta però sospeso fino almeno alle 13, quando sarà definitivamente passata la piena, così da Padova. I riflettori ora si accendono sul Bacchiglione, che non può scaricare parte della propria portata sul Brenta già colmo, e ricorderete questa è la condizione che si è verificata anche nel 2010 e per quello dicevamo attenzione al Bacchiglione con la piena che arriverà nelle prossime ore. Non può scaricare, dicevamo, sul Brenta già colmo, lo dice l'assessore padovano ai lavori pubblici Andrea Michalizzi, pertanto resta il timore di possibili esondazioni in zona Paltana. È previsto un nuovo vertice tecnico in prefettura a Padova anche per stabilire se domani le scuole potranno riaprire. È una previsione che avevamo fatto già ieri anche noi, proprio perché il problema rischia di essere questo, con l'onda di piena che arriva stasera almeno a Padova sul Bacchiglione.
Il problema potrebbe essere domani anche per le scuole di Padova. Vi ricordo comune di Belluno, Belluno comune, scuole chiuse anche domani. Italo, ci fai vedere questa foto che gentilmente ci hanno girato via i social? Questa è Sappada. Quindi una casa scoperchiata e questo sarebbe appunto nella zona di Sappada, come ci fanno sapere. Evacuate nel Trevigiano le aree golenali del Piave, Livenza e Monticano. Non si esclude lo sgombero dell'ospedale di Motta di Livenza, per il quale il 118 ha comunque attivato la pianificazione di emergenza, cosa di cui abbiamo parlato ampiamente nella giornata di ieri, ma che evidentemente si ripropone. Italo? Il presidente Stefano Marcon? Allora, lo vediamo e lo sentiamo quindi. Vediamo, presidente della provincia di Treviso. Signor Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Anche il territorio di Castelfranco ha subito danni, da quello che si vede, notevoli. Sì, le forti piogge hanno interessato anche Castelfranco Veneto e, come si vede, è ceduto parte della mura di cinta di Villa Dolfin, le cui cause sono ascrivibili in parte sia al maltempo, in parte sembra anche uno scarico otturato, e quindi prendiamo atto. Abbiamo già fatto un punto della situazione assieme ai tecnici della provincia, quelli comunali e il Genio Civile di Treviso, competente in questa zona, in questo argine del Muson, con i quali siamo rimasti d'accordo di trovarci venerdì e fare il punto della situazione. Dunque, così Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso. Cresce parecchio anche il Brenta 90 Padovana. Guardiamo questo video di Erika Zalin. Anche se per il Brenta sembra passata la paura, ora il problema del Bacchiglione, lo ricordiamo bene, ancora una volta è sempre lui, perché ora il Brenta che non può ricevere e che non ha allagato altro se non aree golenali, come vedete. Ecco, lo vedete molto chiaramente da queste immagini, l'argine è molto più alto, lì dove ancora continuano a transitare le auto. Questa è un'area golenale che si è stata invasa in effetti dalle acque del Brenta, come ci fa sapere Erika. Rivediamolo pure, Italo, guarda, lo riposiziono ancora, questo è un altro. Da Padova ci invia questo video Erika, e appunto ora il Brenta, che non può ricevere, mette in difficoltà ulteriori il Bacchiglione, la cui piena è prevista appunto dalla serata nottata di oggi sino a ovviamente domani. Serena Vallese ci invia una foto della situazione a San Donà. Eh sì, questo l'abbiamo visto anche da diversi video, un'immagine dall'alto. Questo è San Donà. Poi torniamo a vedere qualche altro video. No, questo li abbiamo già visti. Il video di Marcon al Maffioli è vecchio, ci scrivono. Grazie. Chioggia, il Brent. Chi abbiamo? Un video? Sì. Un video? Vediamolo subito. Vediamo subito il direttore Baccialli, ancora l'acqua alta a Venezia. Vediamo. 1,60 è arrivata. Lei poi deve rifare i muri, dovrà rifare gli armadi. Dobbiamo adesso risciacquare tutto quando va giù, quando andrà giù. Lei sperava nel questo benedetto Mose che prima o poi entrasse in funzione o no? Il Mose doveva essere già attivo, perché nel 95 hanno iniziato e adesso è ancora fermo. Io sono 1,60 m, ok? E mi hanno detto che è arrivata a 1,55 m, però il mio negozio 1,60 m, per cui vuol dire che siamo più alti del 1,60 m, perché è dal 4 novembre del 66 che non arrivava dentro, perché sono 50 anni e invece oggi è arrivata, per cui siamo oltre, che loro dicano, ma siamo oltre. Purtroppo dall'acqua alta non ci si salva a Venezia, avevamo qualcosa che poteva salvarsi, era il Mose, purtroppo è andato come è andata e il Mose non ci serve a niente, è stato solo un gran perdita di capitali, di soldi, ma purtroppo non succede. Anche una truffa, dicevamo, perché poi hanno rubato. Ecco, però oggi avrei voluto mettere quei signori che hanno fatto il Mose e che hanno cercato di farlo e ci hanno rubato tanti soldi, li avrei messi sotto acqua con la testa e li avrei lasciati là.
per far vedere come siamo ridotti. Quante acque alte avete visto in questi anni? Beh, nella mia lunga carriera tante. L'ultima è stata nel 2012, 1,50 mi sembra, ed era entrata un pochino, ma oggi è un disastro. Abbiamo cercato di rialzare tutto il possibile e adesso stiamo tirando fuori l'acqua. Vediamo, speriamo che scenda entro presto. Tutto qui. Disastro. Un disastro perché noi, guarda, se ci viene di qua della paratia, veniva dentro, facevamo vasi comunicanti. Un disastro, guarda. Ci sono le persone che dovrebbero aiutarci con il Mose, ma se ne fregano, di noi se ne fregano, se li sono mangiati se ne fregano, tanto il vecchio sindaco ha detto tanto i veneziani sono abituati a usare gli stivali e ad avere l'acqua alta, quindi... Quante volte avete avuto un'acqua alta così alta? Beh, così mai, così mai, è proprio una cosa inusuale questa. Eccezionale. Senta, tutto questo... Diciamo ha anche delle responsabilità su chi non ha evidentemente provveduto a salvaguardare questa città. Sicuramente, anche perché avevano speso tanti quei soldi per il Mose, però le cose peggiorano invece che migliorare. Senta, in questi casi poi i danni chi li paga? Come al solito nessuno li paga, noi li paghiamo, perché come al solito non li paga nessuno. Cosa farete a questo punto? Aspettate che l'acqua defluisca, non potete fare altro? Per forza dobbiamo aspettare che l'acqua vada giù perché non abbiamo corrente, non possiamo fare niente, assolutamente niente. Avete mai pensato di andare in terraferma come fanno tanti veneziani? No, sono veneziano, lavoro qui, rimango qui. È una seccatura, è un gran lavoro, ma rimango qua. Allora, così il nostro reportage a firma del direttore Luigi Baccialli, che ha intervistato tanti residenti e tanti negozianti nel momento di maggiore tensione, ovviamente per l'acqua alta a Venezia. Saluto e ringrazio subito Anna Sozza, so che ovviamente è impegnatissima, sindaco di Macerata sul Piave. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei. Allora, quanti sfollati ci sono lì? Quante persone evacuate, diciamo? Ma ieri sera erano circa 400 sono rimasti in Golena, 400 si sono spostati grosso modo. Adesso sono rientrati volontariamente anche perché sono appena rientrata da Salettuol, da noi il livello del Piave è sceso, sta scendendo. Questa è una bella notizia. La criticità, se ancora si è aperta, la criticità dalla prefettura, i residenti sono rientrati, a parte gli anziani, i malati, ecco, che abbiamo tenuto ancora fuori dalla Golena. Bene, intanto do una notizia, riapertura delle scuole per domani, intanto mi sembra di capire, nella provincia di Treviso, questo poi lo leggeremo meglio, lei ce lo conferma? Concordo perché anche a me non è arrivato nulla, quindi do per scontato che domani le scuole riaprono. Però con la preoccupazione che il traffico domani su Macerata sarà molto intenso, visto che è l'unica arteria aperta verso Conegliano, quindi verso sinistra Piave. Certo, certo. Allora le leggo, guardi il comunicato della prefettura, così la informiamo, sindaco. In relazione all'andamento della situazione meteo e alle previsioni di cui ai comunicati del Centro Funzionale Regionale del Veneto, si è ritenuto nell'ambito del Centro Coordinamento Soccorsi attivati presso la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso che non sussistono i presupposti per la chiusura delle scuole nella giornata di domani, mercoledì 31 ottobre, salvo situazioni di locale criticità che dovranno essere valutate a livello di singolo comune interessato. E allora le faccio una domanda, sindaco, diciamo se è tranquilla per le acque che stanno scendendo, crede di avere la necessità di tenere comunque le scuole chiuse domani? No? No, io a questo punto le riapro adesso, grazie della lettura, chiamerò la preside, mi confronterò con lei, ma secondo me domani possono riaprire e dopo saranno a casa per il ponte dei Ogni Santi. Sì, appunto, esatto. Calendario, esatto. Almeno un giorno vanno a scuola, dice. Allora, senta, ma e quindi lei ci racconta in questo momento la sua area è più tranquilla perché ha visto abbassarsi i livelli del Piave?
Sì, io ho il Piave molto impetuoso, però stiamo monitorando a vista i livelli e abbiamo visto che a Salettole e a Candelù, i 2 punti di monitoraggio, il Piave è leggermente defluito. Grazie Sindaco. Allora, se ci segue, è cominciata la diretta della conferenza stampa di Zaia, quindi ci spostiamo subito a Marghera per sentire che cosa dice. Grazie Sindaco, davvero buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi. E dall'altro poi riconosce fino in fondo che il Veneto è martoriato, prova ne sia che oggi siamo qui a fare un primo punto della situazione che poi vi farà l'efficiente assessore Bottacin per tutto quello che è accaduto in queste ore. Alcune considerazioni. La prima, l'esperienza del 2010 oggi ci manda all'incasso in maniera positiva per l'esperienza che abbiamo fatto nostro malgrado. I modelli e gli algoritmi messi in piedi dalla squadra veneta nella valutazione dei flussi delle acque, delle capacità di invaso e delle onde di piena, definiamole così, dei picchi di piena, hanno funzionato. E questa non è una cosa da poco in un mondo nel quale le previsioni non funzionano mai. Hanno funzionato, guardate, stamattina ci siamo sentiti prestissimo con Bottacin e diceva abbiamo l'onda di piena verso le 10, 10 e mezzo al transito al ponte della ferrovia di Ponte di Piave e così è stato. Ponte di Piave in questo momento stanno transitando questi 2500 metri cubi di acqua al secondo, se ne sta andando, sta lasciando Ponte di Piave, sta andando verso Eraclea, alto punto critico, e quindi anche lì incrociamo le dita, speriamo, perché gli argini sono più bassi, speriamo riesca a passare senza esondare. Ovviamente esondare vuol dire che le golene sono sotto acqua, ma le golene sono fiume nel gergo tecnico. Quindi i modelli hanno funzionato, quindi ringrazio la squadra veneta che ha elaborato e segue tutta questa partita dal punto di vista scientifico. Chiudi la porta per favore. Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando in queste ore, perché è pur vero che la squadra ha funzionato anche con gli uomini e donne e con l'impegno che ci hanno messo. Ne usciamo martoriati perché abbiamo la provincia di Belluno letteralmente isolata. Una provincia di Belluno che ha avuto tutto quello che di peggio poteva avere. Ha avuto partite dall'incendio di Taibon per tornare a Taibon con il casino che c'è stato la scorsa notte. Hanno avuto l'acqua, hanno avuto i temporali, hanno avuto la tromba d'aria, hanno avuto la devastazione, le frane. Pensate che stamattina eravamo rimasti senza gasolio per il gruppo elettrogeno nell'ospedale di Agordo e c'è stata grossa difficoltà per fare arrivare su dei fusti di gasolio proprio per l'impossibilità di transitare sulle strade. E questo dà anche una dimensione di cosa sia accaduto. In questo momento abbiamo 122.000 utenze elettriche che non hanno la corrente, non hanno l'energia elettrica. Ho parlato stamattina presto con Ferraris, la D di Terna, mi dice che ci sono su uomini sia di Terna che di Enel per queste partite. Fatto sta che comunque noi abbiamo, in virtù della caduta di molti alberi, abbiamo linee elettriche che si sono interrotte. Ho sentito anche stamattina, mi ha chiamato lui, il sottosegretario Stefano Candiani, che ha delega dei Vigili del Fuoco, assicurando la massima attenzione per il Veneto, perché il Veneto, ricordo, non è solo la partita della provincia di Belluno che è la più tragica, ma è anche le altre province, perché dove c'è andata meglio c'è qualche allagamento. Ieri pomeriggio mi ha chiesto ulteriori informazioni, vi do un resoconto, Matteo Salvini, rispetto alla situazione. Devo anche dire che quei 2 o 3 che facevano i bastiani contrari quando noi abbiamo iniziato in tempi non sospetti a chiedere la chiusura delle scuole, a chiedere l'attivazione della protezione civile nazionale, sembrava che fosse un'esagerazione quasi comunicativa, ma noi avevamo i modelli e le previsioni, sapevamo che non era azzardato. Oggi ci fa dire che avevamo ragione. E quindi adesso si chiuderanno le scuole, al momento sappiamo solo questo, domani in provincia di Belluno quasi certamente, anzi si chiudono. E ho parlato prima in videoconferenza col prefetto Zappalorto, ha già decretato la chiusura della scuola a Venezia
lungo l'asta del Piave e quindi nelle zone critiche, immagino forse anche Venezia città, capoluogo. Adesso questo non ve lo so dire, però vi posso garantire che metto lungo le aste dei fiumi. E cercheremo di capire come passa il primo pomeriggio, dopodiché se ci saranno novità sulle scuole ve le forniremo. Ringrazio infine i volontari perché l'attivazione della Protezione Civile Nazionale ha fatto sì che oggi ci siano squadre, poi Bottacin vi dirà nella Gordina, nella fattispecie squadre lombarde, di emiliani e di altre regioni che sono presenti in Veneto. Il Veneto in questo momento è aiutato da Protezione Civile che viene da altre regioni e penso che questo sia anche un bel segnale, no? Un Veneto che è sempre stato presente con le sue colonne mobili in tutte le catastrofi a livello nazionale e internazionale, oggi, come si può dire, porta a casa, viene contraccambiato di questo aiuto, no? Brutto dire contraccambiato, mai avremmo pensato di aver avuto necessità di chiedere aiuto anche da fuori e i danni sono ingenti. Capisco, già stamattina qualcuno dice ma quanto ammontano i danni? Guardate, sono centinaia di milioni di euro. Io vi ricordo solo una cosa, che ormai siamo tutti veterani qui a sto tavolo, nell'alluvione 2010 vi ricordate, dopo 2 giorni avevamo detto saranno sui 100 milioni, poi alla fine abbiamo cubato 1 miliardo di euro. Penso che qui i danni sono tanti, lasciateceli, come si può dire, quantificare a bocce ferme perché siamo ancora in emergenza. Vi ricordo che il Veneto in questo momento è in emergenza, quindi chiediamo la massima cautela a tutti i cittadini e chiediamo anche, e approfitto sempre, come si può dire, della vostra collaborazione per dire ai cittadini, ai sindaci, a tutti quelli che ci sentiranno e ci leggeranno di raccogliere materiale fotografico. I veneti hanno un pregio che è anche un difetto in questi casi, lo ricordo nel 2010, che domani mattina è tutto netto e per fare la richiesta danni io devo istruire un dossier che sia forte, quindi foto, abbiamo tutti un telefonino, fate foto, raccogliete e poi portate alle amministrazioni comunali. È fondamentale che ci sia materiale fotografico, filmati, perché poi il dossier deve essere istruito bene. Ho dichiarato ovviamente lo stato di calamità per tutto il Veneto, quindi evitiamo perditempo che vengono a chiedere se il mio comune c'è, non c'è, ecco evitate perché non abbiamo tempo da perdere con questi rompiballe. Tutto il Veneto è in stato di calamità per cui nessuno perde l'opportunità di presentare una richiesta danni, però documentate per bene i danni, è fondamentale. Guardate, io ho una memoria di essere andato in volo dopo 3 giorni, pensate quanti eccezionali sono i veneti, sopra Casal Serugo, sopra Carceri, quella zona con il commissario Tajani quella volta che poi ci diede 18 milioni di euro l'Europa tra gli indennizi e ebbi difficoltà a trovare macerie perché c'era ormai tutto sgomberato e ripulito nonostante avessero avuto per 2 giorni 2 metri d'acqua in casa, cioè le uniche robe che si videro allora furono proprio i mucchi di masserizie già sistemati, organizzati con la raccolta differenziata dopo 3 giorni. Questi sono i veneti. E lo dico, fate pulizia ma prima fate le foto. Io non ho altro da aggiungere. Grazie nuovamente a voi perché state tenendo un profilo che ci rende orgogliosi, perché capisco che la ricerca della notizia è il vostro mestiere, però l'informazione che state dando ci ha aiutato moltissimo. Perché non avere intralci di traffico, avere comunque il governo di un territorio di 5 milioni di abitanti tramite la comunicazione che diffondiamo per il vostro tramite, per noi è stato fondamentale. E se non ci foste bisognerebbe inventarvi, ma non è piaggeria. Sto punto stampa ha un valore civico, di protezione civile e di operatività. Per cui io veramente vi ringrazio. Cerchiamo di tenere alta la guardia perché non vorrei, siccome c'è l'elaborazione di modelli previsionali per le prossime ore, non vorrei che qualcuno cominciasse a pensare di andare a comprarsi il costume, va in ferie o robe del genere, programma la scampagnata. Attenzione che noi prevediamo ancora pioggia, al momento sembra non ce ne sia tanta, però arriva, quindi è fondamentale capire che dobbiamo svangare sti giorni di pioggia, di perturbazioni finché non torna veramente il sole.
Vi ricordo che con meno pioggia giovedì o venerdì abbiamo però il terreno che non riceve più come riceveva lunedì e martedì. Quindi noi avremmo un ruscellamento, cioè cade la goccia d'acqua sul terreno e ruscella, non viene assorbita. Quindi anche meno pioggia potrebbe fare tanto danno perché non viene più assorbita dal terreno. Non aggiungo altro, Bassano, ed ho chiuso, sembra che sul ponte siamo tranquilli, ce l'abbiamo fatta, qua devo dire merito di Bottacin che ha coordinato la gestione del Gorlo, quindi il bacino del Gorlo sopra, no? Sì, Corlo, scusa, e quindi siamo riusciti a modulare il Brenta anche sulla partita di Bassano. Era una partita che ci preoccupava perché comunque ricordiamolo che il ponte di Bassano per noi è un monumento, insomma è come avere una catastrofe e vedere cadere il Colosseo, cioè non è massimo, non è edificante, no? È anche un fatto simbolico di orgoglio. Quindi bene anche questo fronte, abbiamo una vittima, il mio cordoglio e il nostro cordoglio della Regione va ai familiari di questa vittima, questo ingegnere padovano che ha perso la vita in quel di Feltre. Abbiamo due dispersi, uno è stato ritrovato, l'altra persona purtroppo no. Al momento non ci giungono notizie, la sua auto è stata trovata vicino a un torrente, sempre in provincia di Belluno, e speriamo vivamente che non sia nella categoria, che resti nella categoria dei dispersi e non di chi ha perso la vita. E ringrazio infine, ed ho chiuso, l'esercito è presente. Stanotte il sindaco di Rocca Pietore, lo diceva Bottacin, l'ho sentito anch'io, dopo la tromba d'aria, dopo la catastrofe, ha chiamato, ha detto mandatemi subito l'esercito, non riesco neanche a raggiungere il COC comunale, cioè il centro dell'unità di crisi comunale, perché non si riesce ad arrivarci. Quindi guarda, la provincia di Belluno che paga lo scotto di essere distante, che pagherà anche lo scotto nonostante i social media e la comunicazione di non avere centri stampa sul posto, però credetemi è devastata, cioè il 2010 è niente confronto a quello che è accaduto a Belluno. Ultimo, e veramente mi zittisco, vi dico solo che i dati pluviometrici e delle condizioni atmosferiche di questa ondata di maltempo sono ritenuti i peggiori degli ultimi 100 anni. Sembra quasi impossibile, no? Siamo riusciti ad evitare il peggio, però se pensate, sono qua? Se pensate nel 66 non c'erano modelli matematici, non c'erano gestioni di invasi, non c'era niente, per cui l'acqua arrivava e andava dove andava. Ecco, questo qui è un fenomeno peggio del 66, lo possiamo dire senza ombra di smentita. Beh, guardate, solo la previsione, Bottacin, anzi passo la parola a Bottacin, vi dice 2 o 3 dati anche di piovosità, di casini, per capire, tanto per capire i flussi, 2500 metri cubi al secondo non sono pochi. Comunque, prego. Nel 66 sono stimati, sul Piave sono stimati dei numeri variabili, però 2500 metri cubi al secondo è un valore che era dato più o meno da tutti come il valore massimo che può accettare il Piave. E quindi è stato fatto un lavoro anche grazie all'Enel di gestione degli invasi che erano tutti, quindi parlo dei laghi, è stato fatto un riferimento al lago del Corlo, ma mi riferisco al centro Cadore per esempio, insomma i laghi che sono stati tenuti bassi proprio per garantire la possibilità di laminare le piene e gestire le portate tenendo conto di eventuali picchi di piena a valle, perché ciò che si fa a monte poi si ripercuote a valle, e questo ci consente di avere queste portate proprio al limite, che non è che siano casuali ma sono gestite al massimo. Ovviamente se poi veniva una portata da 3.000 questa non era gestibile, però è stato tutto calcolato al massimo. Ieri per gestire lo scolmatore Adige Garda abbiamo fatto 7 riunioni, perché la gestione di quello scolmatore che può portare fino a 500 metri cubi al secondo e preserva tutta la città di Verona e tutto il Polesine richiede l'accordo fra Trentino, Lombardia, Veneto, Aipo
Dipartimento della Protezione Civile, perché in quel caso è stato aperto un po' sotto quello che era il livello previsto. Diciamo che è stato aperto dopo 15 anni di secca, cioè è stato un evento dal 2003. Viene aperto rarissimamente, solo per motivi di grave situazione come quelle a cui abbiamo assistito. Le piogge sono state assolutamente eccezionali, in alcune località si sono sfiorati 700 mm d'acqua, quindi adesso non mi ricordo, Sofranco mi pare, vicino a Longarone, Taibon a Gordino anche è stato colpito, Cencenighe, quella zona lì. 700 mm sono 70 centimetri, cioè non stiamo parlando di questo. Sono dati assolutamente eccezionali, anche se confrontati con i dati del 66. Sta arrivando Borrelli, vorrei però ringraziare la Protezione Civile, perché la Protezione Civile bellunese era già stata provata con l'incendio di Taibon. Ricordo che la gestione degli incendi boschivi è in capo alla Regione e quindi la Protezione Civile gestisce gli incendi boschivi, e quindi erano stati provati da 3 giorni di incendio particolarmente complessi. Tutti gli uomini sono usciti, erano già fuori nella prima fase dell'emergenza. Ieri sera eravamo in stato di allarme, lo siamo ancora in tutto il Veneto, quindi tutte le squadre sono preattivate e stanno monitorando gli argini. Pertanto abbiamo chiesto anche l'intervento nel bellunese. Ieri immediatamente sono stati mandati 100 uomini dell'Associazione Nazionale Alpini, subito indirizzati in Agordino. Abbiamo chiesto il supporto della colonna mobile della Lombardia, che sta andando in Comelico, della colonna mobile dell'Emilia, che sta andando nel Feltrino, e dell'esercito italiano, che partito dal Genio di Bologna sta operando in Agordino anch'esso insieme ai volontari dell'ANA. Per giovedì sono previsti altri 100 mm d'acqua, grosso modo nelle stesse località in cui già ci sono stati questi eventi. Ecco, dietro di me vedete scorrere delle foto. Il Presidente ha parlato dell'ospedale di Agordo, che questa mattina era nella situazione più critica perché Agordo era isolato, non si riusciva a raggiungere, senza luce, gran parte della provincia di Belluno per problemi diversi è senza luce. Questo creava problemi anche per chiamare i soccorsi, perché c'erano, un'azienda agricola isolata, non c'è il telefonino e non riusciva a chiamare i soccorsi. Quindi questi sono, e i vigili del fuoco poi non riuscivano a trovarli, cioè mi hanno chiesto il telefono, ma ovviamente il telefono, sì, quando loro chiamano dall'altra parte non risponde nessuno, quindi la situazione era molto complessa. L'ospedale di Belluno ha visto scoperchiata la centrale termica, tanto per fare un esempio, vedete le immagini qua dietro. Ecco, è arrivato il capo dipartimento, quindi... Ciao. 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 Ciao Presidente. Ciao ingegnere. Eccoci. Allora, come va? Siamo abbastanza presi male, come ti dicevo stamattina. Finisce Bottacin e poi passiamo la parola a te. Ecco, io mi zittisco subito. La situazione appunto più critica è la provincia di Belluno. È esondato il cordevole perché un intero edificio è crollato a una certa ora ieri sera, infatti abbiamo visto che la portata improvvisamente del corso d'acqua si è azzerata dai nostri strumenti perché era crollato e aveva fatto da tappo un edificio. È stato ricordato purtroppo una vittima, almeno 4 feriti, dico almeno perché l'ospedale di Agordo in questo momento non è in grado di darci questi numeri in maniera precisa. Abbiamo vari paesi isolati, le strade principali della provincia di Belluno sono bloccate, manca la corrente elettrica in gran parte della provincia, decine di abitazioni scoperchiate perché c'è stata anche varie trombe d'aria sparse sul territorio, quindi la situazione è tuttora critica. Ci sono evacuate in provincia di Belluno 60 persone a Taibon, già provato dall'incendio, più 70 persone a Perarolo per la famosa frana. Come è stato detto, i corsi d'acqua principali, quello più monitorato è il Piave, sta transitando a Ponte di Piave il colmo di piena ed è atteso in questo momento nella zona, nel tratto terminale, il colmo che durerà circa 2 ore e mezza, 3. Sì, prima di passare la parola
al Capo della Protezione Civile Nazionale. Desidero intanto ringraziarlo per l'efficienza, per la vicinanza, per la professionalità. Noi abbiamo chiesto, tu lo sai, l'attivazione della Protezione Civile Nazionale, dicevo prima ai giornalisti, l'abbiamo chiesta magari in tempi non sospetti. Questo a dimostrazione che i modelli elaborati dai veneti, dal nostro ufficio studi e il lavoro della Protezione Civile già ci davano uno scenario catastrofico. Il Capo della Protezione Civile si è sempre super aggiornato su quello che sta accadendo ed è accaduto. Ricordavo prima ai giornalisti che noi abbiamo il Veneto in ginocchio in questo momento. Ringraziamo la Protezione Civile, l'esercito che è presente, le squadre lombarde, emiliane, insomma tutti quelli che stanno arrivando. Una provincia di Belluno che è isolata con 122.000 utenze in questo momento ancora non riattivate, utenze elettriche, e ricordavo della difficoltà, della necessità anche di dire che per noi questo evento è assolutamente superiore per dati pluviometrici al 66. Il Piave in questo momento sta transitando a Ponte di Piave sotto il ponte della ferrovia e a 2.500 metri cubi al secondo, il 66 ne aveva di meno, e abbiamo avuto località nella quale la pioggia ha raggiunto i 700 mm a metro quadro, quindi con intensità da paura. E vedo che ce li hai segnati e questo è dimostrazione dell'efficienza. E quindi ringrazio veramente di cuore l'ingegner Borrelli, gli passo la parola. Prego. Sì, grazie. Grazie Presidente. Questo è stato un evento eccezionale, lo sapevamo, eravamo tutti quanti preparati. Bene ha fatto il Presidente della Regione Veneto a chiedere l'attivazione dello stato di mobilitazione. Prontamente ci siamo sentiti e prontamente ieri è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto, il DPCM che ha disposto la mobilitazione, ma noi avremmo comunque mobilitato tutto quello che era necessario anche se non avessimo disposto lo stato di mobilitazione, perché questo è uno strumento previsto dal nuovo codice della protezione civile e comunque in emergenza noi attiviamo tutto quello che serve attivare. Ieri alle 20, quando la situazione era molto critica qui in Veneto, ma nella Carnia, in Friuli, nella provincia autonoma di Trento e nella provincia autonoma di Bolzano, abbiamo deciso di convocare il comitato operativo dalle 22:30, abbiamo attivato le squadre dell'esercito, abbiamo attivato nel corso della giornata tutte quante le squadre del volontariato locali e anche quelle nazionali. I numeri sono impressionanti, come in realtà i numeri sono notevoli anche sotto il profilo delle vittime. Sapete che siamo già arrivati a 10 vittime, numerosi feriti, soprattutto per effetto della caduta degli alberi. Avete visto immagini di devastazione dappertutto per effetto di questa tempesta perfetta, come l'ha definita il Presidente Zaia, e io concordo con lui che questa è stata una tempesta perfetta che si è sommata a una condizione, diciamo, meteorologica, a una condizione anche del mare, dei venti, per cui ha creato tutti i disagi che abbiamo avuto. Abbiamo in corso, sono impegnati oltre 5.500 vigili del fuoco, circa 8.000 volontari, a questi si sommano i colleghi delle regioni che sono impegnati, le forze armate, gli uomini e le donne del sistema, compreso ovviamente le varie forze dei comuni. A stamattina si contavano 20 centri di coordinamento e soccorso istituiti in tutta Italia, 21 centri operativi misti e 586 centri operativi comunali di protezione civile. Io l'augurio, la ragione per cui sono qui è per testimoniare la vicinanza mia e ovviamente del governo, col quale il Presidente Zaia ovviamente si sente e si relaziona per questo evento, e per ringraziare tutti coloro i quali in queste ore si stanno prodigando per l'attività di soccorso alla popolazione. Permettetemi di ricordare chi ha perso la vita per l'opera di soccorso. In particolar modo nella provincia di Bolzano noi abbiamo avuto un vigile del fuoco volontario che è perito nelle attività di soccorso.
lo ricordiamo con grande dolore e dispiacere per tutti quanti noi. Abbiamo avuto anche feriti nei vigili del fuoco impegnati per le attività di soccorso e ovviamente ci auguriamo tutti che i feriti possano ristabilirsi prontamente. Volevo dire una cosa, perché voi sapete che siamo stati qui a giugno e abbiamo fatto un'esercitazione internazionale NEIFLEX di protezione civile proprio sul rischio idrogeologico e idraulico. Nel momento in cui è emerso che c'era un problema legato al governo delle piene sui corsi d'acqua, in particolar modo del Tagliamento ma anche dell'Ivenza e gli altri corsi d'acqua che sono tra il Friuli e il Veneto, io mi sono impegnato a portare avanti un lavoro per la realizzazione di aree di laminazione a nord del Veneto, perché è di tutta evidenza che ormai la tecnologia noi l'abbiamo. Una grande opera è stata fatta dai trentini con l'apertura della galleria che ha consentito di alleggerire l'Adige delle sue portate, facendo arrivare sul lago di Garda quantità importanti di acqua. Con questo governo del regime idraulico dei corsi d'acqua condiviso, noi speriamo di limitare i danni. I danni sono notevoli, per questo ovviamente la Regione chiederà la dichiarazione dello stato di emergenza, noi faremo gli accertamenti e proporremo ovviamente gli opportuni stanziamenti al Presidente del Consiglio dei Ministri. Ultimissima cosa che vi voglio dire, credo che in questo Paese, ne parlavo anche col Vicepresidente Di Maio, eravamo sabato come sapete in Sicilia, bisogna investire molto di più in prevenzione per evitare di spendere soldi che poi sono di fatto inutili perché sono solo per riparare i danni. Dobbiamo investire in prevenzione e questo lo dobbiamo fare tutti quanti operando delle scelte anche importanti. Dobbiamo anche intervenire sotto il profilo normativo per consentire interventi tempestivi di pulizia dei corsi d'acqua. Non è possibile che i corsi d'acqua non possono essere puliti perché vi sono anche norme che tutelano gli alberi nei fiumi. Io credo che dobbiamo fare un ragionamento molto chiaro e il ragionamento molto chiaro lo si è fatto da quando è stata istituita la protezione civile, lo ripete il codice della protezione civile. Prima va tutelata l'integrità della vita umana, poi i beni, poi ovviamente l'ambiente, gli insediamenti e tutti gli altri interessi che dobbiamo tutelare. Per questo se c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di intervenire per rendere anche più efficiente e tempestiva la gestione dell'emergenza. Noi rappresenteremo, stiamo lavorando, abbiamo costituito un gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Protezione Civile con i rappresentanti delle regioni, con i rappresentanti dei ministeri per fare un intervento normativo anche per consentirci di intervenire in prevenzione. Mi fermerei qui e passo la parola ovviamente per le domande. Grazie. Domande ragazzi? Se vi presentate per favore. Buongiorno, buon Corriere Veneto. Anche in questa città c'è stato un problema di blackout per il fatto che gli alberi sono caduti sul vicino dell'Unese. Lo sa benissimo, è in atto da tempo un dibattito sul tema dell'interramento dei cavi. Tra l'altro, se non ricordo male, non correggetemi, anche Taibon l'incendio è stato provocato dalla caduta di un albero su un traliccio. Volevo capire su quel fronte lì a che punto siamo. Prego, prego. Su Taibon, visto che abbiamo consentito l'accesso ai carabinieri forestali, c'è un'indagine in corso. Per l'incendio. Quindi le cause al momento che mi risulti non sono state accertate, ci hanno chiesto i carabinieri forestali il secondo giorno di accedere all'area quando ancora stava bruciando, quindi c'è un'indagine in corso.
Per quanto riguarda la caduta degli alberi, vorrei ricordare, ho delle immagini che mi stanno arrivando anche adesso, cioè forse non si è capito. A Villaga di Feltre ci sono alberi rasi al suolo, case quasi rase al suolo, cioè voglio dire, possiamo anche tagliare, o tagliamo tutti gli alberi, tutti, e allora siamo sicuri che gli alberi non vengono sradicati e neanche i tralicci. Ma quello che è successo a Belluno ieri sera è una tempesta importante, ripeto, forse non è ancora passato il messaggio, ma c'è una situazione devastante in alcune zone, quindi alberi o non alberi sarebbero caduti i tralicci a prescindere se sono caduti i tralicci. Potrebbe esserci stato un crollo, una frana, perché abbiamo avuto, l'ho detto prima, quasi tutta la viabilità principale e secondaria. Le strade statali sono state chiuse tutte ieri sera. La strada regionale 203, che è la regionale più importante, la Gordina, non è ancora aperta, passano i mezzi di soccorso e c'era il problema dell'ospedale. Le frane, se i cavi sono interrati, interrompono i cavi. Altro? Sì, ecco, il riferimento al 2010, no? Quali opere realizzate dal 2010 ad oggi si sono rivelate utili per limitare il danno? Perché i bacini di laminazione per fortuna non sono stati attivati perché non c'era necessità, ma insomma quale vantaggio? Attrice non esentare acqua. Sì, allora se posso, il bacino di laminazione, adesso non vorrei... Il bacino di laminazione è in rifusione per togliere il picco di piena, quindi si apre solo quando la portata del fiume è al massimo e solo per quel tratto là. Aprirlo prima sarebbe sbagliare l'utilizzo del bacino di laminazione. Detto questo, abbiamo investito 411 milioni in consolidamenti arginali, diaframmature e consolidamenti, e 11 milioni in questi anni. E l'effetto è che stanno transitando colmi di piena e gli argini sono monitorati costantemente dai nostri tecnici, dai volontari di protezione civile, ma si vedono gli effetti. Aggiungo che un sindaco, il sindaco di Zoldo, così dico anche il nome, se volete potete verificarlo, mi ha detto: se non aveste fatto tutti quei lavori che vengono fatti, 40 milioni di euro all'anno di manutenzione dei corsi d'acqua in montagna, oggi la situazione sarebbe 10 volte più devastante. Volevo aggiungere una roba su questo. Quindi l'arginatura sta... No, volevo aggiungere una roba su questo, perché poi ho letto anche oggi un'intervista, a parte il fatto che andremo anche a verificare tutte queste robe che non sappiamo e prendiamo dai professionisti sulle interviste. Però al di là di questo, noi abbiamo fatto questi 411 milioni e leggere che le opere non sono servite a niente vuol dire essere dei lazzaroni, e vi spiego anche perché. Perché, come diceva, noi abbiamo fatto le radiografie agli argini, non in senso figurato, la radiografia, c'è una macchina che fa la radiografia, abbiamo perforato dove gli argini erano deboli, vi ricordate la partita delle nutrie, le gallerie, abbiamo perforato da cima a fondo, fatto il buco, ci abbiamo inserito una trave cava di acciaio e l'abbiamo riempita di calcestruzza, ci abbiamo sostanzialmente fatto i diaframmi. Perché vi dico questo? Perché nel 2010, non lo si dice mai, noi ci siamo allagati non per i sormonti arginali, non è che l'acqua è uscita, ma per gli sfondamenti arginali. Abbiamo avuto 32 argini sfondati, quindi abbiamo avuto più acqua nel 2018 del 2010 e gli argini hanno tenuto tutti. Quindi quei 411 milioni di opere che magari tanti non vedono, perché non vedono al di là della punta del loro naso, ecco, sono serviti a salvare la vita molto probabilmente anche a qualche cittadino. E se avessimo avuto la situazione del 2010 infrastrutturale oggi, saremmo al disastro totale, perché avremmo l'acqua nelle città che oggi sono perfettamente all'asciutto. Nel 66 ha piovuto di più in provincia di Belluno rispetto adesso, ci sono stati mi pare 11 morti, è sparita totalmente la frazione di California. Il mio paese aveva un metro d'acqua e fortunatamente questa notte il metro d'acqua non c'era nel mio paese in piazza. Sì, le opere sono servite, ragazzi, le pulizie, i rinforzi, tutto quello che è stato fatto. Prego. C'è il problema delle aree golenari. Sì. Se uno ha la posizione in area golenare è inevitabile che andrà sott'acqua. Allora, Lo sa?
e lo sa. Allora, non sarebbe il caso di dire hai la casa lì, ti devi pagare i danni? Ma guarda, allora il tema è intanto dateci una mano di uscire da una leggenda metropolitana. Non è che la gente costruisce le case nelle aree del coloniale, sono case vecchie che esistono, ma non si può più costruire. Cioè noi non siamo in quelle parti d'Italia dove c'è ancora l'urbanistica selvaggia, da noi non si costruisce. Quindi quello che abbiamo è storico, è acquisito, è un patrimonio che non ha neanche, come si può dire, mercato, perché gli stessi cittadini che ci abitano sanno che quelle case nessuno se le comprerebbe se non per andare a fare il barbecue il fine settimana sul Piave, tanto per citare una golena. E io penso che in queste partite, a parte il fatto che loro sono un po' tutti anche, come si può dire, mentalmente predisposti a togliere e mettere roba, perché io vedo che hanno sempre sto via vai di attività. Il tema è che bisognerebbe fare una legge che incentivasse l'uscita delle golene, ma lo dico per la sicurezza delle persone. È vero che adesso abbiamo i modelli, avevamo prima, cioè morire annegati in una golena perché l'acqua ti entra in casa vuol dire che sei rimasto isolato dal mondo, non leggi, non scrivi, non fai niente. Però è pur vero che se riuscissimo a fare un piano Marshall delle golene, tirarli fuori tutte le golene, sarebbe meglio, abbattendo le case. Domanda velocissima, se posso, sia per il capo della protezione civile che per il Presidente. È la stessa domanda. Ieri il Presidente del Senato Casellati ha suggerito al Parlamento l'istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sul dissesto idrogeologico. Cosa ne pensate? Il dissesto idrogeologico è uno dei rischi più importanti del nostro Paese, è quello più diffuso. Abbiamo il 10% del nostro territorio nazionale esposto ad elevato rischio idrogeologico, nell'89% dei comuni italiani, una popolazione di circa 6 milioni di persone esposte al rischio. Noi stiamo lavorando per questo. Il tema credo che sia quello di destinare risorse alla prevenzione. Per fare questo tenete conto che il costo dei danni derivanti da alluvioni, dissesti idrogeologici, abbiamo più di 630.000 frane censite nel catalogo delle frane italiane, ammonta a 7 miliardi di euro l'anno di danni che lo Stato, le regioni, il sistema comunque pagano per ritornare al punto di partenza con una fragilità intrinseca sulle nostre infrastrutture. Allora bisogna cambiare passo, a mio giudizio, bisogna investire, trovare risorse. Mi permetto di dire qui, è una mia proposta che ovviamente deve essere valutata, deve essere decisa, però io credo che dovremmo immaginare anche un regime di copertura assicurativa di tipo obbligatorio, e questo il Veneto, io voglio fare un plauso al Veneto perché il Presidente Zaia è quello che per primo ha cercato di mettere in piedi un sistema di questo tipo, un sistema dove magari pagando tutti quei 120 euro all'anno riusciamo a garantire con una gestione dello Stato, perché anche lì bisogna stare attenti a come si mette in piedi questa cosa, riusciamo a garantire certezza agli interventi di ristoro dei danni, tempestività, e dall'altro liberare risorse che lo Stato poi può destinare alle opere di prevenzione. Questa è la mia opinione. La Commissione servirebbe o no? Tutto ciò che ovviamente è nell'ottica di conoscere è positivo. Noi credo che abbiamo già una mappatura molto dettagliata del territorio, quindi è un po' come la nostra, come dire, commissione che stiamo organizzando per il tagliamento. Abbiamo fatto una riunione con i comuni meno di un mese fa,
dell'asta del tagliamento, dell'alto e del basso tagliamento. Dobbiamo prendere una decisione, lì sappiamo qual è la decisione che in qualche modo va presa. Si vuole, come dire, approfondire il tema, lo approfondiamo, l'importante è che poi in breve tempo si giunga a una conclusione, questo mi permetto di dire. Io aggiungo solo una cosa, perdonami Rosanna, aggiungo solo una cosa rispetto a quello che diceva il capo della protezione civile, la polizza catastrofale, cioè noi dobbiamo, un paese civile deve dotarsi di una polizza catastrofale, cioè mettere i cittadini nelle condizioni di assicurarsi. Io l'esperienza l'ho fatta da ministro con l'agricoltura, si chiamava Fondo di Solidarietà, contribuivamo al 75% del premio assicurativo, però dicevamo se tu non accetti di metterci l'altro 25% quindi assicurarti, sai che non sei indennizzabile, cioè tutto ciò che è assicurabile non è indennizzabile. È fondamentale perché se noi facessimo una catastrofale, noi l'abbiamo studiato in Veneto, ma non siamo massa critica, 5 milioni di veneti sono pochi, lo facessimo a livello nazionale, oltre a liberare i 7 miliardi di euro che comunque direttamente o indirettamente le istituzioni ci mettono ogni anno, avremmo i cittadini tranquilli rispetto ai danni, magari con una franchigia, perché non è che uno può avere sempre risorse, però è fondamentale la polizza è fondamentale. Prego. Nel merito della Commissione, scusa. Ah, la Commissione, sì, guarda, quello che non strozza ingrassa, qui da noi si dice, no? Prego. Allora, volevo chiedere una cosa al dottor Borrelli che ha fatto un accenno veloce all'apertura della galleria da parte dei trentini che ha alleggerito la situazione dell'Arno portando acqua alla Rovigrada. I veronesi lamentano però il fatto che si poteva aprire un po' di più e si poteva alleggerire ulteriormente la situazione a Verona. Questo è una giusta, come dire, lamentela. Quello che possiamo dire è che non ci sono stati poi a valle problemi di allagamenti, quindi credo che i trentini, qualora ce ne fosse stata l'esigenza, avrebbero consentito una maggiore portata nel deflusso delle acque. L'importante è che, torno a ripetere, ci sia un governo soprattutto di questi problemi a livello di bacino idrografico e quindi le autorità di distretto, che sono oggi le vecchie autorità di bacino, devono essere in grado di avere la possibilità, di poter decidere. Non ci vuole ogni volta il Dipartimento Nazionale per intervenire, anche se poi su alcune corsi d'acqua come il Po abbiamo l'unità di comando e controllo che, investendo diverse regioni, è presieduta dal capo dipartimento della protezione civile. Ma io credo che noi dobbiamo lavorare su questo fronte, perché veramente io noto nel corso del tempo che c'è una crescita del sistema, una crescita anche culturale, perché gli interessi da tutelare si possono tutelare solo se c'è un approccio sistemico ed insieme, visto che non si può dire io sto a monte e non mi interessa di chi sta a valle, perché poi così non funziona, almeno nel nostro paese, per fortuna, la gestione del territorio e della sicurezza. Scusi, nella classifica nazionale abbiamo tutta la penisola che è stata martoriata nel maltempo, nord, sud, Olivetti, Puglia. C'è una graduatoria delle regioni messe peggio? Allora, non c'è una graduatoria delle regioni messe peggio, nel senso che io sono stato, per esempio, tutta la giornata di sabato in giro in Sicilia e vi posso assicurare di danni ingenti, gli agrumeti completamente devastati. La ragione è la mancata manutenzione del territorio. Quindi noi abbiamo questi fenomeni estremi. La tromba d'aria di ieri a Terracina, non so se avete visto, nel Lazio, dove ci sono stati morti, è emblematica. I cambiamenti climatici, l'estremizzazione dei fenomeni portano a questa situazione. Noi registriamo
ovviamente interveniamo in via preventiva come abbiamo fatto e come bene ha fatto la Regione Veneto e poi interveniamo anche a seguito dell'emergenza. È chiaro che c'è sempre un problema di risorse, perché poi torniamo sempre lì, quindi credo che ci dobbiamo seriamente interrogare. Il Governo non ha mai fatto mancare, credo che il Governo non farà assolutamente mancare il sostegno a questi territori colpiti, ma prima o poi veramente questo mole di oneri finanziari derivanti dalle calamità esigono e esigeranno una soluzione. Posso fare un'ultima domanda? So che ci sono tante variabili in corso, ma possiamo dare un orizzonte per un ritorno alla normalità nel mese? Cioè ci vorranno 3 giorni, una settimana, un mese? Scusate, stavo guardando ulteriori foto che mi stanno arrivando. Sono case scoperchiate anche in centro storico a Venezia, c'è una situazione devastante. Ripeto, Hamas, cito sempre questo caso perché stavo monitorando i corsi d'acqua e a un certo momento è sparita la portata del corso d'acqua. Il corso d'acqua, il cordevole, è stato interrotto. Non riusciamo a proiettarlo qui? È crollato, sì, dovrebbe esserci la foto. Ecco, qui c'era un capannone, questo è il corso d'acqua e qui è andato giù tutto, poi c'è un'altra foto dove si vede meglio, è crollato tutto dentro il corso d'acqua, si è tappato il corso d'acqua, il cordevole. Ieri sera il sindaco di Taibon mi ha detto è altissimo, sta per raggiungere le case, mi viene da piangere, sarebbe il sindaco quello dell'incendio. Ecco, questo è per esempio a Croce Down e sopra Feltre, e la situazione è molto molto complessa. Ripeto, la viabilità, questa mattina quando dovevamo raggiungere l'ospedale di Agordo a tutti i costi, c'era una squadra dei vigili del fuoco, una squadra dell'esercito che mano a mano che avanzavano e una della protezione civile facevano strada al mezzo di soccorso per portare il gasolio e venivano interrotti sempre perché o c'era una frana o c'erano alberi sulla strada, quindi. E stiamo parlando della strada regionale 203 a Gordina, che è un'arteria delle principali. Anche stamattina hanno interrotto la 51, mi pare sopra Perarolo di Cadore, adesso non ricordo bene perché. Non sappiamo neanche oggi quando avremo l'attivazione di tutte le utenze della corrente elettrica, in questo momento. Ancora ieri sera circolavano notizie false che ci hanno anche... ma questi qua sono perditempo e lazzaroni, per non dire altre parolacce, perché qua non si possono dire. C'è gente che ha creato allarmismi qui da noi, ma capita dappertutto, addirittura con audiomessaggi, cioè, hanno fatto di tutto e hanno dato il peggio di sé, ma questa non è la comunità veneta, i veneti sono uno ogni 5 fa volontariato e c'è qualcuno che si diverte su ste robe, no? C'è chi manda esplosivo via la busta, via lettera, e c'è chi si diverte a fare ste cazzate, ma comunque noi ve lo annuncio, facciamo comunque uno sposto, e questo ve lo annuncio perché l'ho detto anche stamattina a un vostro collega, facciamo uno sposto contro ignoti, perché al di là della roba goliardica che fanno i ragazzi che non ha nessun peso e non ha nessuna efficacia, ma c'è chi è andato pesante. Ma sai, c'è roba tipo da ospedali che vengono evacuati, robe, ho sentito di tutto, adesso ho chiesto che mi raccolgano tutto, ci sono state segnalate queste robe, dopodiché noi comunque l'esposto contro ignoti lo facciamo, perché a tutto c'è un limite e ci deve essere rispetto per le persone che hanno perso la vita e per gli uomini e le donne che stanno lavorando in questo momento di estrema difficoltà. Ragazzi, grazie. È a disposizione il capo della protezione civile per le interviste. Grazie. In diretta, dunque avete sentito, importantissima la conferenza stampa per fare il punto. Abbiamo molte novità, intanto è confermato un disperso, lo ha detto anche il governatore, lo ha ribadito Giampaolo Bottaccina, adesso ci avviciniamo con Ilaria Marchiori, cerchiamo di sentire l'intervista anche noi. Molto peggio del 2010, sono state fatte delle infrastrutture fondamentali, la diaframmatura, quante volte abbiamo parlato di questi interventi sui nostri argini, peggio del 66, la pioggia addirittura 70 centimetri nelle zone già colpite dall'incendio dei giorni scorsi, Cencenighe e Lagordino. Sentiamo Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile Nazionale. Le problematiche, soprattutto le criticità, le preoccupazioni per i corsi d'acqua che potevano esondare, quindi stiamo andando bene, speriamo che presto
possa passare questa ondata di maltempo e di piena dei fiumi veneti. Tanto che dalle regioni vicine arrivano aiuti per la protezione civile veneta. Sì, abbiamo movimentato 4 colonne mobili delle regioni, le regioni più vicine, e questo è il meccanismo della protezione civile, solidarietà. Quando c'è difficoltà in un territorio sono gli altri territori a intervenire a dare il supporto. Più pioggia del 1966, però la tecnologia ci può aiutare, 7 miliardi di danni all'anno, bisogna fare un piano strutturale, lei dice? Sì, bisogna fare un piano strutturale per la prevenzione, soprattutto pulizia dei fossi, manutenzione del territorio. Io ho visto nel corso delle mie visite di questi giorni purtroppo una situazione diffusa, Sicilia, Calabria, Puglia, ovviamente adesso le regioni del nord. Bisogna lavorare per la messa in sicurezza del territorio e permettetemi di dire, perché noi ci occupiamo anche e soprattutto di prevenzione non strutturale, bisogna lavorare per la prevenzione, per la conoscenza dei rischi. Molte persone si sono messe a repentaglio in occasione di questo evento. Ieri sera l'assessore alla protezione civile della regione Sardegna mi ha detto: siamo stati fortunati, abbiamo ritrovato una persona che era andata nel bosco a cercare funghi con questa situazione meteorologica. Abbiamo l'ultima vittima, un pescatore che era uscito a pescare nel lago, quindi su questo bisogna che i nostri concittadini mettano in atto le buone pratiche di protezione civile e di autoprotezione, e noi dovremo fare il nostro per quanto riguarda l'allertamento, che sapete che è un po' un mio cavallo di battaglia, perché credo che noi ormai la tecnologia è matura per avere un allertamento nazionale della popolazione. Con lei ha detto un plauso al Veneto per come viene gestita e per quanto anche è stato fatto negli ultimi anni. Sì, come avete sentito ci sono stati 411 milioni che sono stati investiti per interventi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico in Veneto. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, ripartito. Sentiamo Angelo una cosa positiva, perché ci ha permesso di contare ancora maggiori danni. I danni sono notevoli, come sapete, però poteva essere molto peggio. L'idea di una polizza assicurativa? L'idea di una polizza assicurativa è una necessità per me. Lo Stato non può mettere in sicurezza il territorio perché spende per riparare i danni. È il cane che si morde la coda, e allora dobbiamo invertire questa cosa, dobbiamo immaginare un sistema nel quale ci siano delle regole di certezza per il ristoro dei danni, tempi certi, condizioni certe, una gestione oculata e trasparente dello Stato, e quindi questo libererebbe una parte di quelle risorse per l'investimento nella prevenzione. Grazie. Devo dire che adesso si prepara il governatore Zaia, l'allarme è per giovedì, non sottovalutiamolo, 100 centimetri nelle zone già colpite, questa è la previsione. Centinaia di milioni di euro di danni, un morto, 2 dispersi, il Veneto ha passato con pesanti danni, questa ondata di maltempo non è ancora finita. Sì, appunto direi più che ha passato stiamo passando, grazie al lavoro dell'assessore Bottacin che è qui con me, che ha coordinato magistralmente questa squadra efficiente di uomini e donne in gamba che hanno saputo fin dalle previsioni meteo e dai modelli matematici che hanno elaborato dimostrarci in tempi non sospetti e all'asciutto che sarebbe arrivata la tempesta perfetta come l'ho definita io. Bernunese è la zona più martoriata, però ci diceva lo stato di calamità vale per tutta la regione. È creato lo stato di calamità per tutto il Veneto perché è stato dappertutto, però Bernunese è sostanzialmente devastato. Ieri sera dopo la grande botta di vento e di acqua abbiamo avuto delle calamità con 70 cm e era totalmente isolato, cioè il Bernunese totalmente isolato, impraticabile, quindi danni che vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, perché ovviamente è una centrale d'emergenza, la protezione civile con molti cellulari in strutture e può essere difficoltoso il collegamento. Anche se in maniera informale all'inizio, in maniera tale che il sindaco mi porti una pratica poi che abbia un conto comunale. L'esperienza del 2010
2010 comunque essere piena, perché poteva andare peggio se non si fossero investiti 410 milioni negli altri. Guardi, nel 2010 ci hanno preso di contropiede perché noi ci eravamo appena insediati, forse un paio di mesi che eravamo, in 2 o 3 mesi che eravamo insediati, quindi io non sapevo nulla di alluvioni e di tutte queste robe. Abbiamo capito come bisogna fare però, abbiamo capito che le previsioni sono fondamentali. Vi ricordo che noi già lunedì chiedevamo di chiudere le scuole, attivavamo la protezione civile nazionale anche quando c'era qualcuno che diceva che stavamo esagerando. Dall'altro poi le opere. 411 milioni di euro di opere che abbiamo portato avanti in questi 8 anni hanno fatto la differenza. Qualcuno potrà dire, vabbè, ma cosa hanno fatto? Vi dico solo che nel 2010 è piovuto di meno, c'è stato meno pressione del vento atmosferico, abbiamo avuto 32 fondamenti arginali, cioè gli argini si rompevano, sembravano di crema, non più di solidi. E in questa invece ondata di maltempo, più pioggia, più pressione dell'evento atmosferico, nessuna rottura arginale. Niente, allora... Lei ha detto teniamo alta l'attenzione perché comunque le piogge non sono finite, ce ne saranno nei prossimi giorni. Beh, ci saranno e soprattutto non saranno magari in Allora, ci sono oggettivi problemi con il collegamento, anche perché, lo ripeto, la struttura della protezione civile è evidentemente piena di collegamenti che sono ben più importanti in questo momento. Sentiamo. All'inizio veniva assorbita dal terreno, la pioggia che cadrà giovedì. Proprio sul giovedì. Allora, giovedì, che tra l'altro appunto è la giornata in cui sono previsti 100 millimetri, quindi questo è un altro dato da segnalare, ne sono caduti 700 nelle zone già colpite duramente. Vediamo Zai. Io ho fatto il decreto di apertura e farò il decreto di chiusura quando ci sarà il sole che splende e arriverà il freddo. Parlerà Giampaolo Bottacin ai microfoni, che ha parlato del suo Bellunese, una zona duramente colpita, è quella messa in ginocchio in questo momento. Di fatto come nel 66, allora senza queste strutture, senza questi 40 milioni di euro spesi ogni anno anche per la zona di montagna, come gli ha riferito un sindaco, sarebbe stato un disastro di proporzioni paragonabili appunto al 66, quando sparirono frazioni intere. Sentiamo Bottacin. Sì, tutti i fiumi principali sono monitorati fin dalle prime ore perché ovviamente sapevamo che l'evento era particolarmente intenso, quindi c'è stato lo spiegamento delle forze sia regionali che della protezione civile e quindi tutti i fiumi vengono costantemente monitorati perché l'evento e i colmi di piena ancora non sono totalmente transitati. Ecco, quali sono i fiumi che creano maggiore preoccupazione? Ma abbiamo avuto grossa preoccupazione sull'Adige, abbiamo grossa preoccupazione sul Piave, ma anche tutti gli altri sono stati monitorati. Grande situazione allarmante nel Bellunese, se ne parla poco, ma lo scenario è apocalittico quasi. No, la provincia di Belluno è devastata, gran parte dei cittadini bellunesi dopo quasi 24 ore non hanno ancora la corrente elettrica. Questa mattina all'ospedale di Agordo stava finendo il gasolio del gruppo elettrogeno ed era irraggiungibile, quindi con tutto quello che potete immaginare è un esempio per dirvi qual è la situazione in provincia di Belluno e quanto drammatica sia. Quante sono le forze sul campo in questo momento? Le forze sul campo nella sola provincia di Belluno stiamo parlando di più di 1500 persone. C'è l'esercito? C'è anche l'esercito, il Genio è partito ieri sera su richiesta che abbiamo fatto al Dipartimento della Protezione Civile ed è arrivata questa notte ed è stato dirottato sulla Gordino. La colonna mobile regionale della Lombardia è stata dirottata nel Comelico e la colonna mobile regionale dell'Emilia Romagna nel Feltrino. Ovviamente poi ci sono tutti i nostri volontari, quelli del Veneto. Cosa ci si deve aspettare nelle prossime ore e poi anche nei prossimi giorni? Ma adesso ci sarà qualche ora di tregua e poi ci saranno ancora piogge, sono stimati 100 mm per la giornata di giovedì, sono pochi in assoluto, però considerando la situazione che c'è soprattutto nel Bellunese siamo preoccupati. Grazie a voi. Ilaria, tu ci senti? Che succede? Siete in onda? Siete sempre in onda? Ilaria, ricordati, quindi anche all'operatore, perché stiamo vedendo le sedie della sala operativa, quindi organizzatevi adesso perché tracciamo un po'
il punto di quello che ha raccontato, ed è un disegno davvero pesante, pesantissimo, delle condizioni della nostra regione. Il Bellunese è devastato, sono parole dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Bottacin, che tra l'altro di quelle zone è, e ha detto come ci siano state forti difficoltà ancora fino a questa mattina, con le utenze moltissime sono ancora sospese. Parliamo delle utenze elettriche, l'ospedale di Agordo in difficoltà perché ovviamente ha lavorato per l'intera notte con il generatore. Polemiche ancora per gli interventi, per qualcuno anche certi soloni tra i colleghi che credevano non fosse un'emergenza vera, e lo stiamo vedendo e vivendo, l'abbiamo mostrato noi nelle ultime 24 ore. Avete visto cosa è successo alla nostra regione. Nel 66 è davvero un'immagine molto chiara, l'acqua arrivava, ha detto Luca Zaia, e andava ovunque. Da allora ci sono stati interventi fondamentali, la canalizzazione, tutta una serie di scolmatori, ovviamente di gestione dei flussi dell'acqua, come sia una grande mappa con aperture e chiusure, inevitabilmente con una grande tecnologia proprio per alleggerire i grandi fiumi e gestire in questa maniera le piene. Nel 2010 è ovvio, rispetto ad oggi eravamo più impreparati. Ora sono stati fatti pesanti investimenti che ha riconosciuto anche il capo della Protezione Civile adesso al fianco di Zaia, Borrelli, quei 411 milioni investiti, quelle diaframmature. Quante volte abbiamo parlato di questo il giorno dopo e i mesi dopo il 2010, anche con le difficoltà di intervenire. Datemi l'ok, queste sono le immagini di vigili del fuoco di poco fa sul Piave, vero Italo? Confermi? Perfetto, allora le immagini girate ai vigili del fuoco che vedevamo al lavoro sul Piave, quando in diretta questa mattina vi mostravamo l'effetto di questa piena 2500 metri cubi al secondo, è davvero impressionante. Altra bufala che gira, la rottura degli argini non è confermata, non lo è confermata nemmeno dalla conferenza stampa, non è l'argine del Piave, il Piave non ha rotto nessun argine. Notizia diffusa questa mattina, l'abbiamo verificata anche nella stessa area di Lambioi, poi non è così, è una tracimazione tra l'altro nelle aree golenali. Le aree golenali ovviamente sono finite sott'acqua, lì bisognerebbe intervenire con un decreto di Stato, di governo, bisognerebbe fare un intervento a incentivare le uscite dalle aree golenali. Cioè, cosa vuol dire? Che quanti hanno le case costruite nei decenni passati e che ancora sono lì ma poco utilizzate se non per le scampagnate della domenica, dice Zaia, quelle case vanno abbattute, le persone non possono neanche starci, ovviamente nei momenti di emergenza, ma così non deve essere più. E questo è un appello molto forte da parte del governatore. Questo è molto chiaro come si è allagata l'area golenale, la vedete proprio da queste immagini, come una seconda sponda di argini poi abbia dovuto contenere la piena del Piave, lo avete intuito nelle immagini di poco fa. Allora, cos'è la diaframmatura? E quando quegli argini che erano un colabrodo, ci furono 32 rotture di argini nel 2010, nelle ultime ore, in queste 24-48 ore non se ne è rotto nemmeno uno. Questo per rispondere anche ai tanti che ci scrivono e ci hanno girato altre bufale. Avete sentito Zaia citare di fatto Antena 3 quando questa mattina abbiamo aperto insieme la diretta straordinaria, un'altra diretta straordinaria per seguire minuto dopo minuto l'evoluzione della nostra regione, di questa pesantissima ondata di maltempo. Il Bellunese è ancora in ginocchio e Zaia ha citato come abbia definito Lazzaroni, aveva detto qualcosa di molto peggiore ai microfoni di Antena 3 questa mattina, li ha definiti coglioni. Ecco, mi perdonate, ma è una citazione del governatore quando gli abbiamo fatto una domanda sulle tante fake news che qualche imbecille ha diffuso nelle scorse ore. Chiedo alla regia, siamo in collegamento col sindaco di Taibon? Sì, sono io. Sindaco, grazie davvero, anche perché siete nell'occhio del ciclone, ecco, è giusto definire così purtroppo, e la ringrazio per questi minuti che ci concederà.
Allora, ha detto proprio la situazione più difficoltosa, a parte Feltre, dalle vostre zone, che avete già vissuto l'incendio dei giorni scorsi e lì ci sono caduti 70 centimetri di acqua nelle scorse ore. Ci può dire qual è la condizione? Allora, la condizione oggi è molto molto critica, però tutto sommato qui nel mio comune mi risulta che se ci contiamo tutti ci siamo tutti, quindi non ho notizie di persone disperse o di persone in difficoltà, di conseguenza ha tenuto, insomma. Abbiamo ovviamente molti punti critici a livello di una zona artigianale, poi abbiamo tutti gli argini sia per quanto riguarda il torrente Tegnas, sia dei punti ovviamente del Cordevole e poi anche del torrente Corpassa. È tutto da rifare e tutto da sistemare, però tutto sommato, insomma, rispetto a come si poneva stanotte, oggi pensavamo di trovare situazioni qui in paese nell'abitato ancora più gravi. Abbiamo evacuato ieri sera una zona che si trovava a rischio esondazione del torrente Tegnas di circa 50 persone, sono state in palestra questa notte e sono ritornate in casa questa mattina perché insomma ci sembrava che la situazione fosse comunque non più di pericolo per le Sindaco, è nel suo territorio persone. che è crollato quell'edificio all'interno dell'alveo del Cordevole? O no? No, credo sia più in basso. Più in basso, più in basso. Se ho ricevuto una notizia corretta, però, perché siamo... No, l'ha siamo confermato comunque Bottacin, tagliati. l'ha confermato Bottacin, conferenza stampa pochi minuti fa. Io ho avuto sicuramente dei crolli lungo il torrente Tegnas, ma dobbiamo ancora poter contare che cosa effettivamente è accaduto, perché abbiamo 2 valli chiuse. Stiamo cercando con mezzi meccanici e anche a rilento, perché lo stiamo facendo con forze nostre attualmente. Poi ci sono dei volontari della protezione civile che ci presidiano dall'inizio dell'evento e a noi ancora da prima, essendo che abbiamo avuto anche l'incendio. Però le forze, quelle grosse connesse a questo evento, devono ancora arrivarci, di conseguenza non siamo ancora stati in grado di arrivare in fondo alla Val di San Lucano, dall'altra parte in Val Corpassa, essendoci anche poi problemi acquedottistici su Agordo. Abbiamo avuto notizia che appunto era necessario ripristinare gli acquedotti per l'acqua, per gli ospedali, per i servizi essenziali, per cui siamo in una situazione ovviamente di criticità forte, ecco, e oltretutto come punto di riferimento abbiamo il COC in comune, per cui noi rispondiamo alle segnalazioni che ci arrivano, alle richieste, alle persone che vengono qui, però in realtà siamo anche in difficoltà di collegamento perché non riusciamo a collegarci con l'esterno. Stiamo facendo tutto ciò che possiamo, il meglio che possiamo, però ovviamente con ridotte capacità e anche ridotte risorse, perché aspettiamo insomma che arrivino ad aiutarci che chi ha Siete più isolati, mezzi Sindaco? e anche più. Siete Come isolati? dica? Siete isolati, dico, no? Sì, io per esempio ho team e riesco a dialogare con numeri fissi o con alcuni altri team che sono in zona in cui mi trovo io, però siamo tagliati fuori con la maggior parte del territorio, non abbiamo internet, quindi non riesco ad avere notizie fresche su nulla. Sono riuscita a mettermi in contatto con la prefettura dice che riesce a sentire solo me come sindaco, non so se questa informazione sia ancora attuale, fino a mezz'ora fa mi si diceva questo, Certo. quindi non so come siano gli altri. Sindaco, dovrebbero arrivare i rinforzi della Protezione Civile Nazionale proprio in quelle zone, perché poi ci ha detto Bottacin in conferenza stampa, Feltrino, Comelico, Agordino, insomma dovrebbero arrivare i rinforzi della Protezione Civile Nazionale, quei 250 uomini in arrivo. Ne abbiamo bisogno. Immagino. Sindaco, un forte abbraccio e buon lavoro. Ovviamente la cosa più bella che ci ha detto: ci siamo contati tutti e ci siamo. Esatto, infatti questo dà forza. Grazie mille. Una frase che fa venire i brividi. Un abbraccio davvero e buon lavoro a Silvia Tormen, sindaco di Taibon. Intanto la conferma appunto che il crollo di questo edificio, che si diceva quasi nel letto insomma del Cordevole, che era esondato, è un po' più a valle e questo lo ha detto anche Bottacin.
Ci fermiamo pochi istanti e poi vedremo altre immagini che arrivano anche dal Vicentino. Ci sono i fontanazzi, cosa sono? Ve lo spieghiamo tra pochissimo. Sul Piave, che ancora sta vivendo attimi di tensione fortissima perché appunto spinge sugli argini, ha già invaso alcune aree golenali. Non ci sono rotture di argini, lo hanno ribadito in conferenza stampa in regione, non ce ne sono e lo hanno detto poco fa. Ci vediamo tra poco.